lungo viaggio nella storia della carta e della stampa da Casteltesino a Venezia, passando per la Val Brenta, dove da 30 anni opera Arbos, azienda leader nella produzione di articoli in carta e materiali riciclati. Un lungo viaggio tra l'impresa e l'arte è diventato esperienza tangibile grazie ad un progetto avviato dall'Università Ca' Foscari di Venezia con il sostegno della Regione Veneto. Abbiamo deciso di accoppiare da qualche tempo l'analisi delle aziende, il supporto agli imprenditori con l'arte contemporanea in particolare. In questo caso abbiamo associato un'impresa di alta manifattura che è Arbos con un artista multimediale che è Andrea Santini. Abbiamo pensato a una carta geografica che raccontasse la storia della carta lungo il Brenta, e quindi ho implementato degli appositi sensori, diciamo, nel cartone riciclato e nella carta riciclata, che permettono, sfiorando la superficie, di farsi appunto spiegare e raccontare i luoghi salienti, le vicende principali della storia della carta lungo il Brenta. Sfiorando le località evidenziate sulla mappa, una voce narrante racconta dunque la storia della lavorazione della carta, mentre il percorso del fiume traccia un'ideale linea storica che porta dalle stampe dei Remondini agli originali prodotti in carta e cuoio riciclato che caratterizzano proprio la produzione di Arbos. Crediamo nelle imprese creative, vuol dire che anche un'impresa tradizionale come questa, se si mette a confronto con un artista o comunque con una innovazione anche culturale da fuori, ne acquisisce, diventa un luogo del turismo, un turismo diverso, quello che racconta di un Veneto che produce, ma diventa anche che le produzioni assumono nuove idee, nuove forme, e così speriamo di aiutare sia l'impresa che l'artista. Mi fa molto piacere sempre ricordare una famosa frase di Rullani, che è un docente di Venezia, che diceva sempre i cinesi ci possono copiare i prodotti, non ci possono copiare le storie, e credo appunto che oggi fare dei prodotti che raccontino delle storie sia il massimo per un'azienda.